È mercoledì pomeriggio quando i due agricoltori vengono aggrediti da un gruppo di Rom che occupano un terreno in via Matteotti a Cadoneghe. Calci, sputi, questo è il racconto di Alessandro Ridolfi e Giorgio Chillon in un video condiviso sulla pagina Facebook del sindaco Marco Schiesaro. Mentre stavamo tornando verso casa, ci hanno aggredito 4 persone, 4 di loro. Al primo momento c'è stato come due o tre parole, ci hanno detto siete delle merde di padovani, e mi ha sputato addosso. Anche io ho risposto con lo sputo e poi mi è arrivato un pugno, sono caduto per terra e poi là hanno fatto il resto. Lo prendevano a calci. Calci, pugni ho preso un po' dappertutto. Io andavo per dividerlo e mi hanno pugnato gli occhi, la testa, e che non ero in grado di difenderlo, mi hanno pugnato continuo. E poi minacce di bruciare tutto, raccontano i due agricoltori che hanno contato 8 persone. Una violenza nata dopo la richiesta di spostare un'auto da un terreno di proprietà degli agricoltori coltivato a erba medica. Un terreno dove i due sono costretti a raccogliere resti di pannolini, assorbenti, cartacei ed escrementi, con un grave danno anche economico, dato che questa produzione è destinata all'alimentazione degli animali e con il rifiuto secco diventa inutilizzabile. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che hanno avviato le indagini. Intanto i due agricoltori sono stati curati al pronto soccorso. Immediata la solidarietà del sindaco. Si ponga la parola fine ai campi abusivi di ogni tipo, non solo a Cadoneghe, ma spero in tutto il territorio nazionale. Ma intanto incominciamo da qui. Un campo l'abbiamo già sgoberato, questo campo era attenzionato, ora chiederò agli organi competenti di darci forza, di darci una mano per ripristinare la legalità.